La ricetta che prepariamo insieme oggi è una ricetta speciale per tanti motivi. Il primo è che si tratta di un piatto tipico della cucina siciliana. Il secondo motivo è che l'ingrediente che andremo ad utilizzare è un'eccellenza dei nostri mari e soprattutto un ingrediente molto benefico per la nostra salute. Mi riferisco al pesce azzurro e in particolare alle sarde. Il terzo motivo è che questa puntata rientra nell'ambito del progetto Mare Ricco Siciliano, che ci dà l'occasione appunto di scoprire meglio le opportunità che il nostro ricco mare offre. Le sarde, come tante altre tipologie di pesce, rientrano nella categoria del pesce povero. Questo appellativo non deve fuorviarci. Si tratta infatti di un pesce in realtà molto ricco di nutrienti preziosi per la nostra salute. Parliamo di pesce povero perché le sarde, così come le acciughe, le alici o gli sgombri, in passato venivano pescate in grandissime quantità e molte volte i pescatori dovevano venderle nei piccoli rioni dei borghi marinari ad un prezzo molto basso. Si parla di pesce povero anche perché è un pesce molto fragile, in quanto dopo la cattura va consumato entro poco tempo per via della sua facile deperibilità. Ecco perché quando si parla di pesce azzurro, a maggior ragione, è importante acquistarlo fresco e farlo possibilmente presso una pescheria di fiducia. Noi ci siamo stati stamattina, abbiamo incontrato il signor Salvatore che ci ha mostrato un po' il pesce stagionale. Mese settembre il pesce ricco sono le acciughe, sono delle grosse, sono meravigliose, la lampuga, il capone, questo qua, sono pesci poveri ma ricchi di omega 3, gli sgombri, sono anche dei bei pesci, questi qua fanno bene. Questo è più l'ottimo pesce, questo è un aluzzo, famiglia per il barracuda, chiamato questo per un pesce azzurro che fa buonissimo ed è buonissimo. La spauda è anche un pesce azzurro, questi sono pesci proprio freschissimi, pescati qua nelle nostre acque e sono pesci sempre grassi e ricchi di omega 3. L'omega 3 è quel grasso buono che scioglie quello cattivo, quello è. E noi oggi abbiamo scelto di portare a casa le sarde. Quindi ci muniamo di guanti e andiamo subito a vedere come pulirle. Come distinguere un pesce fresco da uno meno fresco? Intanto le nostre sarde devono avere un occhio vivo e un po' sporgente. Il colore deve essere brillante, la carne soda al tatto e quindi non dobbiamo trovare un ventre gonfio. Ma come pulire le sarde? Con un movimento deciso andiamo innanzitutto a staccare la testa tirandola verso di noi. Vediamo subito che insieme alla testa vengono via buona parte delle inferiora. Passiamo il pollice delicatamente lungo tutto il ventre per aprire il pesciolino a mo' di libro. In questo modo riusciamo a togliere tutte le interiora ed eventualmente anche la spina centrale insieme alla coda. Sciacquiamo le sarde sotto acqua corrente oppure in una bacinella con acqua e limone o acqua e aceto. Mettiamo a scolare. Se a tavola abbiamo dei bambini e vogliamo essere più meticolosi nella pulizia, con delle forbici possiamo eliminare anche le piccole spine visibili. Ed ecco le nostre sarde ben pulite e spinate. Adesso è importante lasciarle scolare perché le utilizzeremo asciutte. La fase di pulizia è l'unica che può risultare un po' noiosa, ma per fortuna la pescheria di fiducia molto spesso è ben disposta a fare questo lavoro al posto nostro. Ma cosa ne faremo oggi di questo buon pesce azzurro siciliano? Possiamo trasformarlo davvero in tantissime ricette della tradizione, realizzando ad esempio una pasta con le sarde o le sarde a beccafico. La ricetta che ho scelto di fare oggi però è perfetta anche per i più piccoli, per abituarli al sapore di questo pesce, e prevede di trasformarle in delle polpette. È quello che possiamo definire il classico piatto della domenica che le nostre nonne proponevano molto spesso.
Gli ingredienti sono già tutti pronti e sono quelli tipici della cucina siciliana. Per impastare le polpette andremo innanzitutto a sminuzzare le nostre sarde. Ci servirà poi della mollica fresca di pane, del formaggio grattugiato, in questo caso è un pecorino pepato. In alternativa va benissimo anche un caciocavallo, i pinoli e l'uvetta. Aggiungeremo poi l'uovo, l'aglio e le erbe aromatiche che renderanno le polpette davvero profumate. Possiamo scegliere tra menta e prezzemolo oppure una combinazione delle due cose. Ci servirà poi della farina e prepareremo anche un sugo semplice con passata di pomodoro, aglio, del peperoncino facoltativo per accompagnare le nostre polpette. C'è tutto, mettiamoci subito al lavoro. Iniziamo subito col mettere in acqua tiepida l'uvetta perché ci servirà ammollata. Per realizzare le polpette occorre sminuzzare le sarde. Qualcuno preferisce utilizzare il frullatore ottenendo una vera e propria poltiglia. Sinceramente preferisco sminuzzarle al coltello. Anche se le sarde hanno avuto il tempo di scolare, per accertarmi che siano ben asciutte le tampono con della carta assorbente. Dopo aver sminuzzato le sarde possiamo già metterle nella ciotola dove andremo ad impastarle insieme agli altri ingredienti. Andiamo ad aggiungere l'aglio schiacciato, l'uovo, il pecorino, i pinoli, l'uvetta ammollata, ovviamente va strizzata, provate anche voi a usare la menta, il suo profumo esalterà benissimo il sapore del pesce. Tritiamo insieme menta e prezzemolo. Avendo usato il pecorino siciliano che è abbastanza saporito, metto davvero solo un pizzico di sale. Anche voi regolatevi facendo attenzione a non esagerare. A questo punto manca solo la mollica che aggiungo a poco fino a raggiungere la consistenza dell'impasto ideale. L'impasto delle polpette è pronto. Lo facciamo riposare qualche minuto così tutti i sapori e i profumi possono amalgamarsi. Nel frattempo ci spostiamo ai fornelli e iniziamo a preparare il sugo. Olio extravergine di oliva, lasciamo insaporire con uno spicchio di aglio e per chi gradisce una nota piccante possiamo aggiungere anche qualche rondella di peperoncino. Aggiungiamo la passata di pomodoro. Insieme ad un po' di acqua con cui sciacquiamo la ciotola. Anche perché poi le polpette tenderanno ad asciugare il nostro sugo. Aggiustiamo di sale. Qui per il momento abbiamo finito. Diamo una bella mescolata, il sugo può cuocere e noi nel frattempo andiamo a formare le nostre polpette di sarde. Formiamo le polpette come di consueto, quindi preleviamo un po' di composto e lo facciamo ruotare tra il palmo delle mani. Le dimensioni sarete voi a sceglierle. E visto che in cottura vogliamo che si formi una leggera crosticina, le passo nella farina. E questa è l'ultima polpettina. Possiamo andare nuovamente ai fornelli per friggerle brevemente per qualche secondo, il tempo di dargli una crosticina leggermente croccante e dorata in superficie.
Le facciamo colorire su tutti i lati e poi le spostiamo su carta assorbente per togliere l'olio in eccesso. La crosticina che si è formata ci garantisce un cuore morbidissimo all'interno. Affondiamo le nostre polpette nella passata e terminiamo così la cottura. Lasciamo sobbollire così dolcemente per appena un quarto d'ora. Le nostre polpette di sarde sono pronte, non ci resta che impiattarle. Ancora una nota di profumo e anche un contrasto di colore con della menta. Avete visto com'è semplice realizzare un ottimo secondo anche con un pesce povero. Una scelta saggia perché sappiamo di consumare un pesce a chilometro zero rispettando anche l'ambiente, ma soprattutto perché il pesce povero fa davvero tanto bene. E a tal proposito ascoltiamo insieme i consigli della dietista. Ciao Valentina, il piatto proposto di oggi è un piatto soprattutto sano e buono per le nuove generazioni, è abbastanza appetibile. Ricordiamoci intanto che le sarde hanno delle proprietà nutritive importanti perché contengono acidi grassi omega 3 in particolare, che sono acidi grassi facilmente digeribili e soprattutto protettivi nei confronti del nostro apparato cardiovascolare e in particolare contengono delle proteine nobili, proteine che si digeriscono facilmente ma che danno un importante sostegno al nostro apparato muscolare e quindi abbastanza energia, soprattutto per chi decide di svolgere un'attività sportiva a livello costante ma anche importante. Contengono tantissime proprietà nutritive dal punto di vista anche dei micronutrienti, micro non perché meno importanti ma perché più piccolini, parliamo soprattutto per le nuove generazioni, no? Per i bimbetti, quindi sali minerali, calcio, ferro, fosforo, fluoro, selenio, zinco, vitamine, vitamina C, vitamina E soprattutto e vitamine del gruppo B. Questo è un piatto utile perché chi decide di utilizzarlo e di proporlo alle nuove generazioni dà un sostegno maggiore, perché spesso i bambini hanno difficoltà a consumare il pesce così come lo vedono in pescheria oppure sul piatto da portata anche a casa, invece sotto forma di polpettine sicuramente sarà più apprezzato, soprattutto se al sugo, perché diciamo che le polpettine al sugo a maggior ragione se vengono proposte dalle nonne, cucinate dalle nonne, vengono apprezzate tanto dai bambini e poi diciamo che è un piatto che fa parte della nostra tradizione, è un piatto che fa parte della nostra dieta mediterranea, della nostra dieta tradizionale siciliana, quindi fondamentale da portare sui nostri piatti, nelle nostre tavole, da consumare soprattutto almeno 3 volte alla settimana. Questa è l'indicazione. Vengono inseriti questo genere di alimenti e questa varietà di pesce azzurro nella dieta mediterranea e quindi secondo le indicazioni dei LARN, quindi le indicazioni che ci fornisce anche il Ministero della Salute, almeno 3 volte alla settimana. Quanto fa bene il pesce azzurro?
I nostri mari ne sono ricchi, possiamo trovarlo ad ogni stagione e trasformarlo in tantissime ricette diverse, ognuna speciale e gustosa a suo modo. Ma torniamo alle nostre polpette di sarde. Le possiamo gustare con del pane casereccio e se vi avanza il sugo, come nel mio caso, potete anche condirci la pasta. E adesso la prova assaggio.